Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Buongiorno a tutti amici di LCN Warm Up, sabato 28 ottobre 2023, siamo ancora qui perché domani la Calciolecco tornerà in campo e tornerà in campo questa volta con un sorriso in più sul volto, perché come ben sapete è in settimana, quindi martedì, pochi giorni fa, è arrivata finalmente la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie B. Il Lecco ha fatto un colpo grosso a Pisa all'Arena Garibaldi, strappando 3 punti contro una squadra comunque molto attrezzata, una bella vittoria, come sapete, 2-1, arrivata proprio all'ultimo istante grazie a un gol di Tordini. Quindi oggi ci sono motivi in più per sorridere alla vigilia di una partita che si prospetta ancora davvero importante, anche molto impegnativa, ma anche altrettanto stimolante, perché l'avversario di domani sarà il Palermo, quindi una squadra dal grandissimo blasone, una squadra che fino a pochi anni fa comunque ha vissuto da vicino la Serie A e che tuttora punta a tornarci quanto prima, e che di conseguenza sta conducendo un campionato di alto livello, una squadra attrezzata che al momento è al terzo posto in classifica, reduce tra l'altro da un pareggio interno, da un pareggio per 2-2 contro lo Spezia, altra squadra che nonostante non sia partita nel migliore dei modi ha grandi ambizioni in questa stagione. È una partita che quindi ha lasciato un po' di amaro in bocca ai padroni di casa, che domani avranno sicuramente grandi motivazioni, come però le al Lecco, che domani si presenterà allo stadio Renzo Barbera davanti a un pubblico straordinario. Al momento la previsione è quella di circa 20.000 tifosi allo stadio, quindi un pubblico incredibile che il Lecco finora non ha mai avuto occasione di vedere da vicino, e in realtà non ci si è nemmeno avvicinata a questi numeri, quindi sarà un altro stimolo sicuramente per far bene, anche perché il supporto comunque dei tifosi blucelesti non mancherà. Al momento la cifra è circa di 200 tifosi blucelesti che andranno domani fino a Palermo, quindi per vedere la squadra giocare allo stadio Renzo Barbera. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per vedere un'altra partita belle, dalla quale si spera che il Lecco possa portare a casa magari un punto, comunque addirittura una vittoria, perché ormai perché non crederci, quindi giusto che sia così. A questo proposito il mister Bonazzoli ha parlato oggi in conferenza stampa e ha sottolineato come la gara di Pisa abbia lasciato proprio una grande iniezione di fiducia alla squadra, che ora ha il morale altissimo, quindi un altro buon motivo per credere che domani si possa andare a Palermo comunque con l'atteggiamento giusto e magari appunto provare a strappare un risultato, perché la squadra, lo ha sottolineato a più riprese il mister nel suo consueto incontro con la stampa, ha lavorato fin da subito dopo la gara di martedì per ricominciare a preparare la partita di Palermo, quindi con le idee che hanno dato buoni frutti comunque all'Arena Garibaldi, e senza perdere tempo, quindi subito in campo per una sfida che l'Ecco in cui vuole essere protagonista, insomma. Quindi anche oggi il mister ha lasciato diverse indicazioni dal punto di vista di quella che potrebbe essere la formazione di domani, e le prime indicazioni riguardano i giocatori a disposizione. Una buona notizia è quella che riguarda la difesa, perché Bianconi ha recuperato dal problema fisico accusato proprio nella gara infrasettimanale, così come Marrone è tornato a disposizione, quindi entrambi potranno essere schierati domani, anche se chiaramente poi c'è anche Battistini in difesa a disposizione, così come Celiac e gli altri giocatori, quindi bisognerà vedere su chi ricadrà la scelta del mister, ma è molto probabile che si torni a puntare su Bianconi. Mentre invece non ci sarà domani Di Stefano,
Un altro giocatore che, come sapete, è uscito acciaccato dal match di martedì sera. Il mister ha parlato di una ferita per lui, la ferita al piede non si è ancora evidentemente rimarginata al punto da consentirgli di calciare, comunque di stare in campo con tranquillità. Quindi Di Stefano non ci sarà nella gara di domani, così come non ci sarà nemmeno Guglielmotti, quindi un'altra assenza di peso per il mister, che dovrà fare a meno di entrambi, ma nonostante questo, vabbè, chiaramente le alternative non mancano a lui e a Malgrati, quindi diciamo c'è tutto, ci sono assolutamente le possibilità per riproporre una formazione molto simile, se non uguale, quasi uguale a quella appunto che è riuscita a strappare una vittoria sul campo del Pisa. Quindi il mister poi ha parlato anche di come sia importante comunque andare a giocare a Palermo senza paura e senza sentirsi appagati, perché chiaramente la vittoria di Pisa non può che essere un punto di partenza dopo tante settimane in cui comunque si è fatta molta fatica a fare punti, nonostante comunque buone prestazioni messe in campo. E il mister ha sottolineato anche che ad esempio il pareggio che il Pisa ha saputo conquistare a Palermo qualche giorno fa non deve assolutamente far pensare al Lecco che l'impresa sia facile, perché anzi diciamo la gara di domani sarà davvero difficile comunque per il Lecco, perché sapete bene quanto il Palermo sia attrezzato. Quindi appunto il mister ha parlato di questo in conferenza stampa. Ora vi facciamo sentire un estratto delle sue parole. Sì, non dobbiamo guardare altre squadre, anche Cosenza ha vinto, altre squadre hanno perso anche con un buono scarto, quindi noi dobbiamo fare la nostra partita accorta, concentrata dall'inizio alla fine, ripeto, con le nostre idee, con le nostre certezze, sicuramente spinti da un umore diverso dalle altre gare, perché venendo una partita, una vittoria importante come martedì sicuramente ti fa allenare in modo diverso rispetto al periodo precedente di Pisa. Ci poteva essere questo un piccolo pagamento dopo la vittoria, ma ho visto che i ragazzi subito il giorno dopo la partita si sono impegnati in prospettiva della partita di Palermo, sono impegnati con la testa giusta, appunto perché vogliono continuare a fare punti, dare continuità alle prestazioni continuità nelle ultime due prestazioni, e si sono allenati con la testa giusta. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Bene, avete sentito le parole del mister, quindi si va a Palermo senza paura, chiaramente con grande rispetto dell'avversario, ma senza particolari timori, ma anche naturalmente con l'attenzione ai massimi livelli, perché il mister ha ricordato anche come sia importante non fare più errori che lui stesso ha definito da polli, come quello che ha portato poi al gol di Tramoni contro il Pisa. Quindi anche in questo senso bisognerà mettere in campo la migliore formazione possibile, ed è anche per questo che diciamo le ultime scelte saranno compiute probabilmente solo a ridosso del fischio d'inizio. Domani si gioca alle 4:15 a Palermo e probabilmente solo in pochi minuti prima il mister scioglierà le riserve sulla formazione. In particolare sembra essere uno il grosso dubbio dell'allenatore, ovvero quello tra Tordini e Giudici. Tordini sapete che è stato grandissimo protagonista a Pisa, perché è stato suo il gol che ha fatto esultare tantissimo il popolo bluceleste, che ha regalato una vittoria che mancava da 50 anni, da oltre 50 anni, e quindi potrebbe essere una grande arma anche domani, soprattutto perché, come sapete, Tordini ha una grande qualità, che è quella del saper giocare nella maniera migliore dietro le punte. Quindi potrebbe essere un'importante arma offensiva. In alternativa appunto la scelta ricadrebbe su Giudici, che a sua volta è stato protagonista di un ottimo ingresso in campo all'Arena Garibaldi. Quindi alcune scelte ancora da definire, alcuni dubbi da sciogliere, ma nella stessa situazione si trova, possiamo dire, mister Eugenio Corini, l'allenatore del Palermo, che alle prese con alcune defezioni, perché c'è da sottolineare innanzitutto la probabile, anche se non ancora certa, assenza
di Matteo Brunori, il grande bomber che è stato protagonista l'anno scorso della grande stagione del Palermo, che ha avuto in questi giorni un lutto in famiglia, quindi non è ancora sicuro di poter scendere in campo almeno dal primo minuto nella gara di domani, anche se allo stesso tempo mister Corini ha potuto recuperare alcuni giocatori che non erano disponibili nelle ultime partite. Sapete che il Palermo comunque ha a disposizione tantissime armi sul campo, ha giocatori di grandissima esperienza come uno Stulaz che è stato l'autore del gol proprio negli istanti finali di una partita, quella contro lo Spezia, che è durata tantissimo, è durata praticamente 110 minuti, quindi come se ci fosse stato un tempo supplementare. Quindi oltre a Stulaz poi ci sono giocatori di grande esperienza come Insigne, come Mancuso, come Di Francesco, quindi si può dire che ha l'imbarazzo della scelta il mister avversario, quindi ci saranno appunto alcuni dubbi da sciogliere. C'è anche, lo ricorderete, Vasic, Aliosa Vasic, il giovane talento classe 2002 che è passato anche da Lecco per una mezza stagione un paio di anni fa, quindi tante scelte, e da questo punto di vista abbiamo voluto approfondire il discorso con un nostro collega, quindi un collega che è stato molto gentile, ci ha regalato un contributo prezioso alla vigilia del match, quindi ora vi faccio sentire brevemente il contributo di Massimiliano Rincione da forzapalermo.it, quindi un portale molto simile a LCN Sport che segue tutti i giorni da vicino le vicende del Palermo, e lui quindi ha provato a raccontarci le ultime notizie da casa rosanero. Palermo che approccia la partita con Lecco dopo un pareggio molto molto discusso e molto molto discutibile con lo Spezia, sancito da tantissimi errori arbitrali da parte del fischietto Furnò, un recupero mostruoso che è stato contestato da più e più parti, compreso dalla tifoseria del Palermo, che si è vista negare non pochi rigori. Affronterà il Lecco con qualche alternativa in più, sia a centrocampo, dove mancherà soltanto Koulibaly, ma con un Vasic che scalpita. A sinistra ci sarà il solito ballottaggio fra il terzino sinistro svedese ma di passaporto e nazionalità statunitense, Lund e Aurelio, e in attacco potrebbe esserci l'incognita Mancuso, che potrebbe anche partire dal primo minuto rubando il posto a uno fra Federico Di Francesco e Roberto Insigne. Sicuramente la partita con Lecco rappresenta un enorme spartiacque per il Palermo, perché potrebbe tranquillamente pensare di agguantare il secondo posto nuovamente in attesa di recuperare la partita col Brescia e sognare anche un piazzamento da capolista qualora i risultati avversari lo permettessero. Sicuramente c'è consapevolezza che il Lecco ha raccolto una vittoria importante, molto importante a Pisa, però il Palermo vorrà vincere questa partita perché sa di dover riprendere a tutti i costi il suo cammino verso la A. Bene, avete sentito il collega Massimiliano, che ringrazio nuovamente perché è stato molto prezioso, soprattutto perché, come vi ho anticipato prima, mister Corini non parlerà in conferenza stampa se non prima del tardo pomeriggio di oggi, sabato, quindi a maggior ragione il collega ci ha aiutato comunque ad avere qualche notizia dell'ultimo minuto sulla squadra rosanero, che appunto ha grandi ambizioni anche per la partita di domani. Chiaramente vuole riscattarsi da quel pareggio che non è stato del tutto digerito contro lo Spezia, e vuole comunque continuare a coltivare le sue ambizioni per questa stagione che il popolo rosanero vorrebbe che coincida con il ritorno in Serie A. Quindi queste sono un po' le ultime notizie da entrambe le parti. Domani, come vi dicevo, ci aspetta quindi una grande partita in un palcoscenico comunque straordinario, uno di quelli che non si sa quando e se si potrà rivivere nel breve termine. Certo, ci auguriamo che il Lecco abbia sempre più occasioni per vivere partite di questo tipo, però comunque era da tanti anni che i blucelesti non giocavano in stadi così importanti e comunque con un pubblico così caloroso, caldo. Sapete che Palermo è una piazza che comunque vive di calcio, un po' come Lecco, come tante altre, quindi è davvero una grande occasione per tutti noi. Io per adesso vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto domani, perché domani pomeriggio appunto il fischio d'inizio del match sarà alle 4:15. Noi saremo presenti allo stadio Renzo Barbera e probabilmente anche in questo caso LCN Sport sarà l'unica testata lecchese presente, quindi vi invito ancora una volta a seguirci innanzitutto in LCN Stadio, quindi vi racconteremo ancora la partita in diretta qui dal nostro studio, mentre
i nostri inviati, io e gli altri inviati da Palermo, vi racconteremo tutto quello che succederà allo stadio Renzo Barbera e poi ci ritroveremo per LCN After Match, quindi per commentare quello che sarà successo, il risultato finale e tutto quello che appunto avremo modo di vedere dal campo. Quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento a domani e forza Lecco!